Buongiorno, è la rassegna stampa del 1° giugno per quanto riguarda TG Plus. Partiamo dalla pagina di Venezia e dalla nuova di Venezia e Mestre, patto per gli affitti brevi, rivolta contro la stretta. Vedete che lava l'associazione Venezia Uniti in vista delle limitazioni del disegno di legge, Sant'Anché Venezia, cancellare troppe multe e norme comunali, e litorale no a nuove regole. Poi vediamo in alto un lutto a Caltana, pensionato in bicicletta travolto da un'auto. Minacce a Brugnaro sotto scorta agli eventi, perché c'è sempre qualcuno che ce l'ha con lui. Aperto però, vedete, il salone, l'Arsenale è la capitale del mare. Salvini sia il ticket per entrare a Venezia. Salvini lo dirà anche in altri giornali. Partecipate dal comune, confermati tutti i vertici. Andiamo sul Gazzettino, vedete che anche qui la tassa Venezia, c'è il sì di Salvini, l'intervento al Salone Nautico, le bellezze costano ed è giusto chiedere un contributo. La Russa, questa città è un museo in cammino che dipinge il futuro. Lussere vietate alle bici sulla salita, mito del Giro. Invece qui 3 nodi Zaia e l'ira del patron, faccio il finimondo. Si parla ancora della faccenda tra il patron delle televisioni di Media Nord-Est, politica, TV e sanità, le pressioni di Yiannakopoulos sulla giunta regionale. Ciambetti dice: io sono stato censurato, praticamente non si è più visto Ciambetti nelle reti di Yiannakopoulos. Padova, si parla di Padova anche se comunque stiamo parlando della provincia di Venezia, ma vedete che il Gazzettino tratta un po' molte altre province. Moroso rivela la Lega espelle il consigliere Boron, ma quello lo troviamo un po' su tutte le altre pagine. Mentre sul Corriere del Veneto tornano le espulsioni nella Lega. Vedete che questo è un titolo che viene ripreso un po' dappertutto. Urso a Washington per riaprire il dossier di Intel, e sotto nella fotonotizia Anica caccia al DNA del killer sotto le unghie e tra gli oggetti, e sempre si parla di quella ragazza uccisa sul Piave. Sfide sul web e liti con Salvini, timori per il maxi raduno. E Piombino cade dal ponteggio e muore padre di 2 figli. Un'occhiatina la diamo anche alla pagina di Venezia, che è generale oggi. Vedete, sono notizie comunque che abbiamo già visto ieri. In questo caso si va sul Veneto e andiamo a vedere tutte le altre notizie sul Veneto. Vedete il turismo sostenibile a Castelbrando, la borsa dei siti UNESCO. Si parla ancora di Treviso e anche di altre notizie di cronaca che, come vedete, se entrate nella pagina del Veneto trovate tutto, per esempio anche la presentazione della nuova giunta comunale di Treviso e tante altre notizie che potete seguire andando direttamente sulla pagina web del nostro giornale online. Grazie anche per oggi, è tutto, a domani.